Non so neanche cosa dirle perché non so. Il dolore unisce due paesi. Da Revinelago lo shock rimbalza a pochi chilometri di distanza. Siamo a Vittorio Veneto, località Manzana, terra di filari di vigne, ma la famiglia di Tommaso Corazza si occupa d'altro, impianti termoidraulici e geotermici. Porte chiuse, la casa è immersa nel silenzio, difficile capire come poter superare un momento così terribile. Una famiglia colpita al cuore, chiusa nello strazio. Il via vai degli amici è continuo e comprensibilmente sconvolto. Posso chiederle? No, non mi chieda niente per cortesia adesso. Non è il momento. Tommaso era conosciuto e ben voluto, un bel ragazzo, pieno di vita, attorniato dall'amore di una famiglia unita. Bravo ragazzo, non posso dire altro. Io lo conosco. Cosa vuoi che faccia? Quell'età lì non si pensa che dovesse succedere, ma purtroppo. Il dolore è anche quello dei compagni di classe a San Vendemiano ed è quello di tutta Revine, anche di chi frequenta il lago abitualmente, di chi oggi ripensa a quello che è accaduto. Sì, non la vedo una cosa che proprio non può capitare, che qualcuno venga in mente di prendere, perché in effetti sono qui, magari i ragazzini non ci pensano. Ma il sindaco Michele Acquan oggi a Roma manda un messaggio che è anche un monito. Una giovane vita spezzata per una imprudenza, fa sapere, è qualcosa di inaccettabile. Dico ai giovani di custodire quel tesoro che è stato loro donato, la vita, e vivere con più responsabilità, il proprio essere giovani.